La Lega Nord si presenta all'appuntamento con le prossime amministrative dopo 5 anni dolorosi, dice il segretario nazionale Gian Antonio D'Arè. Nessun uomo del Carroccio nella consigliatura Massaro e oggi è giunto il tempo della rivincita. Sul tavolo la Lega mette il nome di Franco Gidoni, il nostro uomo migliore, afferma il presidente della regione Luca Zaia. Lui è veramente un kamikaze, cioè uno che è sempre sul pezzo. Ed è uno dei migliori consiglieri che ho. Franco Gidoni, classe 1955, ingegnere di professione, è stato vice sindaco di Belluno nell'amministrazione Bortoluzzi e poi primo cittadino del capoluogo per un solo anno dopo la morte di Celeste Bortoluzzi. Nel 2008 viene eletto deputato e ricopre l'incarico di capogruppo della Commissione Difesa della Camera. Dal 2015 è consigliere regionale eletto nella lista Lega Nord. A Belluno, ci dice, torno con 10 anni di esperienza in più. Ci torno con entusiasmo, devo essere sincero, ci torno perché mi è mancata una parentesi intera da sindaco nella mia esperienza politica, ho sostituito Celeste per un anno, credo anche benino tutto sommato, se tanti ancora se ne ricordano e se questi tanti poi mi hanno anche chiesto di rimettermi in gioco. L'obiettivo è innanzitutto politico, riportare il capoluogo al centro dell'attività amministrativa di tutta la provincia, rivitalizzare la città e il suo centro storico, le frazioni, le attività produttive. Per una riforma così criticabile è stata tolta l'elettività alla provincia, è stata un po' svilita la funzione del Presidente della provincia e credo che in questo vuoto istituzionale il sindaco della città capoluogo possa ripresentarsi ai colleghi come quello che possa fare così un po' il punto di riferimento. Il sondaggio commissionato a Natale a SVG non viene svelato nei numeri, ma il sorriso del segretario nazionale lascia intendere che la partita per il centrodestra è apertissima. È una candidatura aperta a tutto quello che è il mondo del centrodestra, liste civiche che molto importanti che operano nel bellunese, ma soprattutto a uomini di buona volontà che vogliono rilanciare questa città che è una città importante.